benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Pavia ha fermato un sedicenne di origine egiziana accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane di Favara ucciso in un parcheggio sabato notte con un colpo di cacciavite al collo, aggredito da un gruppo di violenti, ferito anche un amico. Lutto cittadino per i funerali della vittima. A Palermo retata antimafia con 450 agenti, fermati in 32 nei quartieri Brancaccio e Sperone. In carcere anche un boss scarcerato 2 anni fa aveva ripreso il controllo del suo mandamento mafioso. Molti imprenditori taglieggiati hanno denunciato gli estorsori. La Sicilia fra le regioni che brucia più soldi nel gioco d'azzardo, un business che fa gola anche alla mafia. Palermo, la provincia dove si gioca di più, con quasi 5 miliardi di euro solo l'anno scorso. Turismo in rosso in Sicilia, crollo delle prenotazioni e albergatori che corrono ai ripari con sconti sull'extra lusso, un'altra conseguenza della guerra in Medio Oriente e del caro carburante. A Catania centinaia di studenti in piazza dopo il recente suicidio di una liceale. Chiedono alla scuola impegno contro il bullismo, sostegno psicologico, meno competizione causa di malessere. A Priolo una bioraffineria prenderà il posto della Versalis e invece del petrolio saranno lavorati oli vegetali e animali. Garantita l'occupazione di tutti e 420 i dipendenti e dell'indotto. Catania Calcio pareggia 1-1 contro il Potenza al Massimino nel ritorno sulla panchina di Toscano. Rossazzurri ancora a caccia del punto decisivo per il secondo posto. In Serie C il Trapani, sconfitto ieri a Cosenza, retrocede matematicamente in Serie D. Il Siracusa, fermato sul pari dalla Cavese, è a un passo dal ritorno in quarta serie. Bentrovati, dunque è fermato un sedicenne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il giovane di origine egiziana è stato bloccato al termine di un interrogatorio in questura a Pavia. È accusato di aver colpito la vittima con un cacciavite al collo nel parcheggio dell'area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico. Davide Sardo. È un fermo che scuote e apre scenari drammatici sull'ennesima notte di violenza tra giovanissimi. Dopo un lungo interrogatorio in questura a Pavia, un ragazzo di 16 anni di origine egiziana è stato fermato con l'accusa di essere presunto autore dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni di Favara, morto nella notte tra sabato e domenica per una profonda ferita al collo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato intorno alle 3:30 nel parcheggio dell'area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico di Pavia. La vittima aveva raggiunto il piazzale insieme a 2 amici quando è scoppiata una discussione con un altro gruppo rapidamente degenerata in una violenta aggressione nei pressi della colonnina del pagamento della sosta. Il colpo mortale sarebbe stato inferto con un cacciavite. Nel corso del pestaggio sarebbe stato utilizzato anche un tirapugni. Trasportato d'urgenza al San Matteo di Pavia, per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Uno degli amici e collega di lavoro, originario di Ribera, risulta ferito all'addome ed è già stato ascoltato dagli inquirenti. Inizialmente aveva accompagnato Gabriele a casa, sottovalutando la gravità delle sue condizioni prima di chiamare i soccorsi. Intanto, da Favara, il sindaco Antonio Palumbo parla di violenza senza giustificazione e annuncia il lutto cittadino, una comunità intera sotto shock per una giovane vita spezzata nel buio della notte. Dal pizzo alle aste giudiziarie, blitz antimafia a Palermo, 32 arresti. Fra gli indagati anche un dipendente delle agenzie delle entrate. E torna in carcere il boss Nino Sacco, che aveva ripreso il controllo del mandamento di Brancaccio e Sperone subito dopo essere stato rimesso in libertà. Marco Cullà.
Era stato scarcerato, aveva nuovamente ripreso il controllo del mandamento mafioso Sperone Brancaccio. Il nome di Nino Sacco apre l'elenco dei 32 arrestati in un blitz antimafia a Palermo, un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. Nino Sacco, 70 anni, mandava in ava scoperta il nipote Carmelo, ma sarebbe stato lui a prendere le decisioni. Pizzo, droga e investimenti, ma c'è una mafia che punta anche al mercato legale, riuscendo ad accaparrarsi degli immobili alle aste giudiziarie, silenziando la concorrenza, grazie alla collaborazione di un impiegato dell'Agenzia delle Entrate che in cambio delle sue prestazioni riceveva compensi provenienti direttamente dal circuito economico del clan. E poi pizzo a tappeto per tutti i commercianti. Nel corso delle indagini è emerso che alcuni imprenditori taglieggiati avrebbero collaborato, permettendo agli investigatori di ricostruire diverse richieste di denaro. Sono 18 le estorsioni tentate o commesse, con cifre che vanno da 300 euro ad oltre 15.000. Ma dall'operazione di oggi emerge ancora una volta il desiderio di potere dei vecchi boss come Nino Sacco, che scarcerato ha immediatamente ripreso il controllo del mandamento. Il blitz ha anche ricostruito gli assetti delle famiglie di Brancaccio, Roccella, Guarnaschelli e Corso dei Mille. Le risultanze investigative, ha detto il procuratore De Lucia, hanno rivelato una metamorfosi strategica, dove Cosa Nostra non ha rinnegato la propria vocazione violenta e il controllo militare del territorio, ma ha affiancato ad essi una moderna inclinazione affaristica, declinandola in chiave manageriale. La Sicilia è tra le regioni italiane che brucia più soldi nel gioco d'azzardo, un business che fa gola alla criminalità organizzata. Palermo è la città dove si gioca di più, con quasi 5 miliardi di euro in un solo anno. Luca Ciliberti. Il gioco d'azzardo è il grande affare della criminalità organizzata in tutta Italia, un fenomeno che non conosce crisi. A confermarlo sono i dati ufficiali del Ministero dell'Economia elaborati dall'Associazione Libera, che mostrano una crescita costante. Secondo l'associazione di Don Luigi Ciotti, in Sicilia solo l'anno scorso si è giocata una cifra superiore ai 16,2 miliardi di euro, in aumento di oltre 1 miliardo rispetto all'anno precedente, una cifra enorme se si pensa che equivale a quasi 3.400 euro per abitante, bambini compresi. L'isola è al quarto posto in Italia dopo Lombardia, Campania e Lazio. Palermo è la provincia siciliana dove si è giocato di più, con quasi 5 miliardi di euro spesi, seguita da Catania, poi Messina, Siracusa, Trapani e le province di Agrigento, Ragusa, Caltanissetta ed Enna chiudono questa triste graduatoria. Enalotto, slot machine, scommesse, lotto, bingo clandestino alimentano i canali legali. Poi c'è il mondo del gioco d'azzardo illegale, una delle voci più remunerative del bilancio mafioso, dove si ricicla denaro derivante da altri traffici. Si impongono beni per servizi, per esempio le slot machine, agli esercenti commerciali, si estorce denaro ai giocatori fortunati o lo si presta a usura a quelli sfortunati. Si truffa lo Stato, poi manomettendo gli apparecchi di gioco semplicemente si investe con società formalmente legali. Si calcola che un euro investito dalle mafie nel narcotraffico produca profitti per 6-7 euro. Ogni euro investito nel gioco d'azzardo invece ne produce 8-9 euro, con molti meno rischi per i criminali. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato un napoletano di 33 anni accusato di aver truffato e derubato una coppia di anziani, riuscendo a portare via un bottino da 40.000 euro, costituito da gioielli, oro e contanti, che però sono stati recuperati alle Fiamme Gialle e riconsegnati ai proprietari. A Catania i finanzieri hanno arrestato un latitante di 43 anni, ricercato per tentato omicidio e furto. L'uomo è stato rintracciato in una villa vicino a Giarre. Crollo delle prenotazioni e albergatori che corrono ai ripari con sconti sull'extralusso. Anche il turismo in Sicilia è influenzato dalla guerra in Medio Oriente e dal caro carburante. Desira Ferlito. Turismo e guerra, un binomio che torna a far paura. Anche in Sicilia, dove tra disdette e prenotazioni rallentate, operatori e albergatori guardano con preoccupazione alla stagione estiva. Un calo annuo che al momento si attesta già al 50%, in particolare sul versante orientale dell'isola. A Taormina gli alberghi extralusso hanno attuato sconti e promozioni con prezzi che non si vedevano da molti anni. Le persone in questo momento hanno paura di confermare viaggi, soprattutto in lunga distanza. Anche la preoccupazione legata alle informazioni su cancellazioni ed aumenti del prezzo carburante fa sì che la gente sia in un momento di stand-by, quindi in attesa
di capire cosa fare. A pesare certamente la guerra in Medio Oriente e il clima di incertezza. Secondo un'analisi di Assoviaggi, a frenare sarebbe soprattutto l'idea di non poter tornare a casa per mancanza di carburante o per un peggioramento improvviso del quadro geopolitico. Un effetto domino legato più alla percezione di insicurezza che a un reale pericolo. Non è ancora un crollo, ma i segnali sono già evidenti. Prenotazioni che rallentano, disdette e un numero inferiore di voli a disposizione. Eppure tra le ombre si intravede anche qualche spiraglio. C'è chi sceglie di evitare mete considerate più rischiose e guarda proprio all'Italia e alla Sicilia come alternativa più sicura. Un equilibrio fragile dunque, in cui il turismo si muove sospeso tra timori e nuove opportunità. Catania, dopo il suicidio di una liceale, centinaia di studenti in piazza. Tra dolore e responsabilità da chiarire, chiedono più ascolto da parte degli insegnanti e attenzione alla salute mentale. Rompiamo l'isolamento, stop al bullismo, dicono. Eva Spampinato. È una manifestazione che nasce da un grande dolore e riversa tutta la rabbia degli studenti delle scuole catanesi per quello che poteva essere evitato. Dovete rompere il silenzio assordante che si respira in quei luoghi, perché la verità deve uscire da quelle mura. Al centro il ricordo di una quindicenne che ha deciso di farla finita dopo mesi di sofferenze e vessazioni che non sono state colte in tempo o che forse sono state sottovalutate. È morta anche per questo, per isolamento e per silenzio, e perché facciamo tutto questo in modo che Claudia sia l'ultima. Ma le responsabilità verranno accertate dalla magistratura, c'è un'indagine in corso partita dalla denuncia della famiglia. Veniva screditata perché era diversa, perché si distingueva dagli altri, solo perché aveva un taglio di capelli diverso dagli altri. Intanto questa mattina centinaia di giovani sono partiti dal largo Rosolino Pilo a Catania per attraversare le vie del centro, i momenti più commoventi e di tensione davanti all'istituto. Le tapparelle sono chiuse. Questa è la dimostrazione. Se davvero non fossero colpevoli anche un minimo, loro non avrebbero problemi. La dirigente esprime cordoglio, respinge le accuse e invita al rispetto e alla responsabilità, garantendo collaborazione con le autorità, ma evita i microfoni e il confronto con il corteo in piazza. Pretendiamo che ci sia una educazione sessuaffettiva all'interno delle scuole. Gli studenti intanto denunciano un sistema educativo percepito come distante, chiedono una scuola più umana con supporto psicologico reale, educazione sessuaffettiva strutturale e ambienti sicuri, contro bullismo, isolamento e pressioni. Anche solo per avere un supporto psicologico devono essere informati i genitori. Serve educare i ragazzi al rispetto, educare i ragazzi al consenso, perché è un problema, questo è il problema che sta alla base del bullismo. Cambiamo argomento e passiamo alla piaga dei rifiuti. A Catania dalle 6 di questa mattina ha riaperto l'impianto TMB di Coda Volpe. Lento il ritorno alla normalità. Nell'800 restano da raccogliere, pensate, oltre 300 tonnellate di spazzatura. Criticità in particolare a Cibali e Picanello. Tonino De Mana. Poco prima delle 6 il via libera, gli autocompattatori in coda davanti all'impianto TMB di Coda Volpe. I camion pieni di spazzatura possono finalmente scaricare. Catania tira l'ennesimo sospiro di sollievo. L'emergenza rifiuti, il condizionale d'obbligo, potrebbe essere rientrata, ma per avere certezze bisognerà aspettare le prossime 24 ore, giusto il tempo di consentire ai mezzi pesanti di raccogliere l'enorme massa di rifiuti indifferenziati depositati su strade e marciapiedi. Emblematica l'immagine di questa fermata dell'autobus in via Duca degli Abruzzi. E che dire di questa attività in via Cavaliere, sempre a Picanello? È il lottocentro quello più in sofferenza a causa delle immancabili sacche di inciviltà e di una raccolta differenziata che, nonostante gli sforzi del comune di Catania, non riesce proprio a decollare. Per capire la gravità della situazione, alcuni numeri: 250 le tonnellate scaricate a Coda Volpe in poche ore e 300 che sarebbero le tonnellate di spazzatura ancora da raccogliere e che in queste ore, complici gli immancabili incivili, rischiano addirittura di aumentare. Delicata anche la situazione a Cibali. Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'Ottocentro, comunica che si sta facendo il possibile per raccogliere la spazzatura e che tra oggi e domani gli sforzi maggiori saranno concentrati proprio a Cibali e Picanello, naturalmente intoppi permettendo. È in corso a Priolo lo smantellamento della raffineria Versalis. Al suo posto sorgerà una bioraffineria con l'abbattimento delle emissioni inquinanti e saranno garantiti i livelli occupazionali. Lorena Dolci.
Dall'etilene ai biocarburanti. Si lavora alla realizzazione della nuova bioraffineria di Priolo, progetto annunciato il 3 febbraio scorso da Eni e Kuwait Italia. Saipem ha firmato il contratto da 700 milioni per la costruzione e lo smantellamento del vecchio impianto, fermo già da mesi. Sullo stesso sito sorgerà una nuova raffineria per la produzione di 500.000 tonnellate l'anno di biodiesel e biojet, utilizzati su strada ma anche per navi ed aerei. Garantita l'occupazione di tutti i 420 dipendenti e dell'indotto. La notizia dell'accordo tra Eni e Saipem per la costruzione della bioraffineria di Priolo è certamente una notizia positiva, che va nell'ottica della direzione delle cose che sono state stabilite dal protocollo firmato a marzo dello scorso anno. Noi come sindacato continueremo a vigilare per il rispetto degli impegni. Al posto del petrolio saranno lavorati oli vegetali e animali, con l'abbattimento delle emissioni di gas effetto serra di almeno il 65%, in linea con le direttive europee. Versalis, società chimica del gruppo Eni, entra così a tutti gli effetti nel piano di transizione energetica. A Catania fa tappa il track salvavita, l'importanza cioè della prevenzione nelle malattie cardiovascolari. Il professor Gulizia dice: questo progetto ha permesso di salvare tante persone. Tonino De Mana. L'esame è tutto ok? Ok, sì. Quindi siamo più tranquilli? Sì, esattamente, grazie. Questa signora si è appena sottoposta ad uno screening cardiovascolare. Per lei è tutto ok, può tirare un sospiro di sollievo. In molti aspettano il turno in Piazza Università a Catania, altri ancora sono seduti sull'ambulatorio mobile in attesa degli esami. Ci sarà tempo fino a mercoledì per la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Track Tour Banca del Cuore 2025-2026 per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito. Ho voluto aderire a questa iniziativa. Penso che sia un'iniziativa molto valida. La prevenzione è sempre utile da fare. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, da qui l'importanza della prevenzione. Dal 2017 parte questo progetto, ma quante vite ha salvato questo track? Abbiamo un elevatissimo numero di soggetti che sono stati veramente salvati, non solo quelli che abbiamo presi anche con l'infarto, con la fibrillazione atriale che sconoscevano di avere, qualcuno addirittura con aritmie ventricolari mortali, ma tutti quelli che avevano delle patologie ad altissimo rischio di cui non sapevano assolutamente di soffrire e che grazie a Banca del Cuore, facendo la prevenzione cardiovascolare, lo hanno scoperto e quindi hanno evitato di farsi un ictus cerebrale o un infarto miocardio. Fondamentale condurre anche uno stile di vita sano. Ridurre il peso, aumentare il movimento, abbassare drasticamente il colesterolo, più basso è e meglio è, non c'è un limite inferiore al colesterolo da raggiungere. In Sicilia, oltre a Catania, il track è presente a Vittoria e Trapani. A Modica adesso un viaggio sonoro tra musica jazz, poi ancora swing, canzoni d'autore e suggestioni sudamericane. Sul palco del Teatro Garibaldi l'elegante voce di Simona Molinari e la sensibilità del compositore Tony Canto. Veronica Barbarino. La voce raffinata di Simona Molinari, la sensibilità compositiva di Tony Canto. Sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, l'elegante incontro di due mondi musicali. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai. Lui, cantautore e musicista siciliano, si muove tra bossa nova, musica brasiliana e canzoni d'autore. Lei, cantautrice apprezzata in Italia e all'estero, vincitrice di 2 targhe Tenco come migliore interprete, conquista il pubblico con una voce intensa e versatile. Insieme costruiscono un paesaggio musicale senza confini che spazia tra il jazz e lo swing, intrecciandosi con la canzone d'autore, tra atmosfere calde e suggestioni sudamericane. Un
un racconto artistico capace di unire mondi, storie e sensibilità diverse in un'unica armoniosa visione. Bravissimi. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, naturalmente con il Catania che ha pareggiato 1-1 contro il Potenza Massimino e il Trapani già matematicamente in Serie D. State con noi. Calcio, segnali contrastanti in casa a Catania dopo il pari con il Potenza. Nel giorno del ritorno di Toscano arriva un 1-1 interno. Per la certezza del secondo posto bisogna arrivare all'ultima giornata con i rossazzurri impegnati in casa dell'Atalanta Under 23. Partita in diretta e in chiaro su Telecolor. Marco Carli. Il pareggio, i fischi, le curve che pretendono impegno, scelte ponderate e risultati, l'avvio di partita promettente, le difficoltà dopo il gol del Potenza, l'ultima mezz'ora positiva, l'incoraggiamento alla squadra di Pelligra e grella a fine match. C'è un po' di tutto nella partita che ha segnato il ritorno di Toscano sulla panchina del Catania. Catania-Potenza è la somma di quello che sono stati gli ultimi mesi in casa rossazzurra, in cui da febbraio si è persa la direzione. Come Quaini si perde Radi prima del gol di Dauria, errore del centrocampista e vantaggio del Potenza. Il Catania subisce e non si rialza fino all'ultima mezz'ora, quando con tanti giocatori di qualità in campo preme forte e trova il rigore da cui nasce il pari. Fallo di Siatunis, trasformazione impeccabile di Cicerelli che torna al gol dopo l'infortunio e in mix zone lascia trasparire l'emozione per il periodo trascorso. Sono onorato, nel senso non c'è stato un secondo in cui sono stato lasciato da solo. È stato un periodo lungo, appunto difficile, ho avuto accanto persone strepitose, ho conosciuto professionisti incredibili. Il finale è ancora di marca Catania, ma il risultato non cambia e i rossazzurri, vicinissimi comunque all'obiettivo minimo del secondo posto, dovranno rincorrere la matematica fino all'ultima giornata. Per evitare calcoli serve un punto con l'Atalanta Under 23. Bisogna lavorare, ho visto grande disponibilità, grande applicazione, grande voglia di innanzitutto di portare a casa il nostro primo obiettivo, il secondo posto, che è roba nostra, che ce lo siamo guadagnati. Retrocessione in D per il Trapani, battuto 1-0 a Cosenza. Il Siracusa, fermato sul pareggio dalla Cavese, è a un passo dal ritorno in quarta serie. Sergio Colosi. Trapani retrocesso in D, Siracusa tenuto in vita dalla matematica. La penultima giornata regala alle siciliane una sentenza e mezza. Terzo pareggio consecutivo per gli azzurri di Turati, che contro la Cavese, Salvalde e Simone hanno sprecato un'altra possibilità di agganciare i play-out. Partita a ritmi alti ma con scarse emozioni e prima del riposo Diarrasuba sfiora il vantaggio. Lo 0-1 si materializza al 18° con un contropiede di Ubani finalizzato dal diagonale di Orlando, già decisivo a Benevento. Il Siracusa reagisce, crea e raggiunge il pari al minuto 39 con sbaffo su invito di Cancellieri. Lungo applauso degli oltre 3.600 spettatori alla professionalità di un gruppo che senza società proverà l'impresa quasi impossibile all'ultima giornata. Serviranno la vittoria azzurra a Trapani, la sconfitta del Giuliano a Caserta e il mancato successo del Foggia contro la Salernitana. Saluta la Serie C il Trapani, sconfitto 1-0 dal Cosenza. Partita ricca di episodi e decisioni arbitrali, compresa l'espulsione dopo revisione del capitano Granata Celeghin a fine primo tempo. A metà ripresa sfida decisa da Mazzocchi, entrato in campo da 10 minuti. Trapani ultimo, Calabresi terzi. Il Palermo si gode i gol di Poyampalo. Per il finlandese record di marcature in Serie B. Vogliamo la Serie A, dice l'attaccante rosanero, sempre più leader dei siciliani. Marco Gullà. Cuore e muscoli, il Palermo vince, convince, ma deve ancora fare di più. La vittoria sul Cesena per 2-0 non ha permesso di avvicinarsi alla promozione diretta, sempre distante 4 punti. Quando mancano 3 giornate alla fine della regular season, sembra davvero improbabile che il Palermo possa tornare in corsa, anche perché Venezia, Monza e Frosinone non sgarrano un colpo. Però i rosanero continuano a marciare. Per Joel Poyampalo record di gol grazie alla doppietta di sabato scorso, anche se lui stesso dice senza la
Serie A non servono a nulla. Solo guardiamo noi, se non è possibile guardiamo di altri, guardiamo per le ultime 3 partite, proviamo di vincere tutti e 3 e guardiamo dove sei in campionato dopo di questa partita. Il Palermo tornerà in campo sabato 25 aprile a Reggio Emilia. Sono tutte partite fondamentali, noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi, non guardare gli altri e cercare di fare bottino pieno tutte le partite. Alla fine vedremo se gli altri saranno stati più bravi, andremo avanti con i playoff, se no vedremo. Dovrebbero tornare a disposizione di Pippo Inzaghi sia Joronen che Jonsen. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio.